Bene, un buongiorno a tutti e un benvenuti alla presentazione di un evento di grande rilevanza sportiva, di cui ringrazio l'amico e collega Marco Zecchinato, la Via dei Berici, che animerà le strade di Vicenza, ma soprattutto dei Colli Iberici tra il 4 e il 5 ottobre. Sin dalla sua nascita la Via dei Berici ha avuto un cuore solidale e anche quest'anno una parte delle iscrizioni sarà devoluta in beneficenza alla Fondazione San Bortolo, confermando un impegno concreto e continuativo che lega l'evento al territorio e alla comunità. Trovo particolarmente significativo che i valori dello sport si uniscano a quelli della solidarietà. Questo significa infatti che inclusività e rispetto dell'altro sono principi trasversali che devono essere patrimonio comuni. La Via dei Berici tuttavia fa molto di più, unendo a sport e solidarietà anche turismo e cultura, in un atto d'amore autentico per il territorio. Come anche vicepresidente della Lega Ciclismo Italiano, sono particolarmente orgoglioso di iniziative come queste, che non solo esaltano la passione autentica per il ciclismo, facendo dialogare contemporaneità e tradizioni, ma sono anche un esempio e uno stimolo per una cultura della mobilità nel rispetto dell'ambiente e del turismo sostenibile. Sono sempre più gli sportivi appassionati che scelgono gli itinerari che sanno regalare soddisfazioni tecniche e ambientali e culturali, e quello che dimostra appunto il cambio di visione e anche la stessa maturità dell'offerta veneta e vicentina. Trovo inoltre molto bella l'idea di combinare tra loro percorsi non competitivi aperti a tutti gli appassionati, gravel, e cadenzati su più distanze e quindi con diversi livelli di difficoltà, con dislivelli accessibili anche a un grande pubblico di appassionati, affiancando a questi anche competizione come mountain bike e e-mountain bike e altre XC Running. Novità assoluta quest'anno che unisce mountain bike e corsa a piedi. E anche la Via dei Berici Kids, perché è lì che si semina ed è lì che dobbiamo far capire ai ragazzi e ai bambini quanto bello è pedalare. Un'autentica miniera in grado di appagare le esigenze di atleti e appassionati di ogni livello e sopra ogni cosa una vera festa dello sport. Ringrazio particolarmente Angelo Furlan che da grande campione professionista è diventato per il mondo dei ciclisti un comunicatore di tecnica del ciclismo, di tecnica delle bici, di anche consigliere negli allenamenti e di come uno può approcciare la bicicletta anche in maniera più impegnativa. E direi che Angelo nei social spopola in maniera importante. Questa sua passione di divulgatore poi unita a quella di organizzatore veramente lo rende uno dei cardini secondo me fondamentali a livello italiano, sicuramente del mondo delle due ruote. Quindi veramente grazie Angelo per quello che fai, a tutti gli organizzatori, ai partecipanti, il mio applauso personale e veramente un grande in bocca in lupo per questi 2 giorni di passione e divertimento. Io mi auguro di essere presente domenica mattina alla partenza per poter pedalare insieme ad amici e a tanti appassionati, perché ripeto, pedalare su queste strade e sulle salite dei Colli Iberici è per chi ama il ciclismo veramente una cosa di grande appagamento. Grazie, lascio la conduzione della conferenza stampa, ripeto, all'amico Marco Zecchinato che l'ha fortemente voluta oggi qui a Venezia. Prego Marco. Sì, ringrazio il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti e condividiamo la passione del ciclismo e per questo oggi siamo veramente contenti di avervi qui. Presento intanto gli ospiti che poi uno ad uno chiamerò qui ad intervenire. Come è già stato citato Angelo Funlan, che è il Project Manager della Via dei Berici, ma direi non solo perché insomma sono tante le attività che segue Angelo. Insieme a lui c'è Andrea Cazzola che è il responsabile dei percorsi gravel e logistica Via dei Berici e anche Andrea insomma una presenza nota nel Vicentino, soprattutto in area berica perché tra gli organizzatori insieme a tanti altri insomma anche della tappa del Giro d'Italia. Abbiamo Ilaria Galtineri che è partner e sponsor manager della Via dei Berici e anche Campiello Giacomo che segue i social ed è il social media manager dell'evento. Oggi insomma vediamo il benvenuto qui nel Palazzo del Consiglio regionale per questa conferenza stampa di presentazione dell'evento. È un evento importante
che vale la pena di ricordare è stato sostanzialmente ripreso perché esisteva una vecchia via dei Berici, poi per alcuni anni si è fermata e fortunatamente abbiamo avuto Angelo Furlan e degli amici che lo hanno accompagnato in questa avventura, che hanno fatto rispolverare la via dei Berici, l'hanno rinnovata e diciamo innovata ogni anno. Quest'anno è già stato accennato, il format è ancora più accattivante. In ogni annualità c'è stato veramente un percorso bellissimo, ho avuto la fortuna di poter partecipare e oltre al percorso unire la parte diciamo sportiva e ricreativa dell'evento. Un altro must dell'evento è sicuramente quello dei ristori, perché ci sono sempre prodotti tipici del territorio e quindi diciamo questo evento ha una valenza duplice. Da un lato c'è il lato sportivo, della prevenzione, del benessere, questo mi interessa particolarmente come segretario della Commissione Sanità del Consiglio regionale, perché questo è un punto cardine verso tutte le fasce d'età, ma soprattutto i giovani, per crescere in modo sano e curare la prevenzione. E l'altro lato che è quello, oltre appunto a quello sportivo della prevenzione, che è quello ludico, ricreativo, sociale e anche di promozione del territorio, perché qui si punta a promuovere un territorio. Si parte dalla città del Palladio, poi vi sarà illustrato, e si frequentano i colli già descritti da Goethe e da tanti altri, dei colli fantastici e magnifici. Per cui io veramente voglio volgere a loro un ringraziamento per quanto fanno, insieme a tutti gli sponsor che cercano di essere di aiuto a questi eventi, perché il Vicentino merita di essere riscoperto e riconosciuto. Faccio un ultimo appunto sulla figura di Angelo Furlan e anche gli amici che lo accompagnano, perché Angelo, come altri, ma in maniera particolare noi conosciamo lui perché insomma siamo legati da un rapporto di amicizia e anche di vicentinità, è un ex professionista e ha deciso di dedicarsi al territorio. Queste attività per la maggior parte, anzi tutti loro, sono attività che diciamo sottraggono tempo alla famiglia, al lavoro, perché logicamente tutti hanno delle attività, ma lo dedicano al territorio. E per questo credo dobbiamo essere riconoscenti a questo gruppo in particolare oggi, che cerca di promuovere il Vicentino e cerca di promuovere l'area berica, un'area che sta crescendo molto e questo fa bene, perché da poco diciamo, è completata fino al tratto veronese la Treviso-Stiglia, una ciclabile molto importante. A livello regionale stanno arrivando tante altre ciclabili anche di livello nazionale, penso all'Avento, all'Adriatica, al Ciclovia del Sole e a tante altre ciclabili, quindi dal punto di vista del ciclismo sia amatoriale che turistico che sportivo si può veramente fare molto, per cui grazie ancora a voi e qui vicino a me chiamerei da subito Angelo Furlan, grazie. Beh, grazie mille Marco, grazie Roberto. Beh, si trasuda passione verace delle vostre parole, perché al di là della nostra vicentinità, insomma, c'è una passione viscerale verso quello che sono, le bellezze del nostro territorio, ma soprattutto pedalare nel nostro territorio, che rende questa Cenerentola ciclistica chiamata Colli Berici in un qualcosa che sta realmente prendendo concretezza. Avete detto bene in apertura, io ci metto la faccia, è neanche tanto bella, ma idealmente per almeno 300 persone che stanno lavorando a questo progetto, e mi faccio da portavoce di un gruppo di lavoro che sta veramente, come hai ben detto tu, e mi fa estremamente piacere, sacrificando, impegnando ore di lavoro, perché la Via dei Berici, per quanto ci crediamo, è un investimento che stiamo facendo col nostro tempo e anche con i nostri denari, ma col sostegno di tutte le istituzioni e in primis la Regione Veneto, per far prendere coscienza a un territorio come quello del Veneto e come quello della provincia di Vicenza, che al di là delle forme convenzionali di economia che hanno sostenuto e hanno fatto il benessere veneto, ci sono altre forme alternative che in Europa sono state capite prima di noi. Ebbene, Vicenza ha molto di più, il Veneto ha molto di più di quello che tutta l'Europa ha. Questo tipo di manifestazioni, appunto da innamorato del territorio, fanno da crocevia a questo. Servono in maniera tangibile a trasformare quello che si chiama teoria in pratica, perché ci stiamo mettendo veramente l'anima, il cuore e anche di più,
e quindi stiamo cercando di fare tutte delle azioni volte a far venire la gente 2-3 giorni a Vicenza, anche chi viene da fuori provincia, e dire, caspita, avevo sentito parlare di Vicenza, dei Colli Iberici, ma non immaginavo che fosse così bella. Ed è proprio quello che ci dicono persone che sono venute, pensate, da Roma. L'anno scorso un amico che è venuto a fare la Via dei Iberici fa, sai Angelo, noi abbiamo Roma, capisci bene che quando andiamo in giro per gli altri posti è un po' difficile, sai, abbiamo un metodo di paragone un po', insomma, abbiamo un livello alto, eppure ho fatto tutta la giornata guardando la piazza e tutto quanto, e guardando i colli, ed è proprio fantastico, perché noi abbiamo questa cosa esclusiva. Da una parte Palladio, architetto, città del Palladio, che fa scuola per tutto il mondo, vengono dagli States, vengono tutto il mondo a venire a vedere Palladio, da un'altra questo abbraccio incredibile nei Colli Iberici, un tuffo nella natura, nelle tematiche green. Bene, quest'anno il programma è proprio volto a questo. Parto dal Palladio, faccio un tuffo in natura e ritorno, e quindi tutto il programma che stiamo facendo e che abbiamo fatto è quello proprio di andare a scoprire questo territorio. E nasce tutto da quello che ho detto qui anche l'anno scorso, ma non mi stancherò mai di dirlo, perché avere avuto la fortuna di fare 14 anni il professionista, ma anche viaggiare per il mondo per 20 anni, ti dà una ragione di vita, ma te la dà con una cognizione di causa. Chiaramente noi partiamo con la nostra valigetta piena di sogni quando partiamo per la carriera, qualsiasi sportivo professionista, e chiaramente lo sportivo è di parte, perché parte da casa. Bene, in questo momento, quando tu vai in giro per il mondo, sì, bello tutto quanto, bellissimo, ho visto dei posti meravigliosi, dagli anfratti più sperduti alle situazioni più disparate a posti lussuosi come in Qatar con i rubinetti d'oro, ma dici, caspita, poi ti fermi, finisce, è l'ultimo giorno della tua carriera, prendi la mountain bike o la gravel o la bici da corsa, ti fermi un attimo, 2 chilometri sopra casa tua e dici, ma caspita, io è tutta una vita che viaggio per il mondo e vedo di tutto, senza mai essermi reso conto che il paradiso ce l'avevo dietro casa. Ed è proprio da qua che parte tutto, solo che quando parti e non sai niente, lo dici perché sei di parte, poi quando hai 20 anni di confronto, hai un po' più di argomentazioni tangibili da tua parte. E allora nasce questo, nasce la Via dei Iberici, che è l'anima del territorio, e quindi nasce una festa di fine stagione. Siamo contenti perché stiamo crescendo, la gente sta capendo, è bello adesso ricevere richieste, Angelo posso venire a esporre, Angelo posso venire, più che Angelo, la Via dei Iberici, posso venire a esporre le mie realtà di territorio? Bene, vuol dire che ce la stiamo facendo, siamo ancora all'1% dell'opera, ma ce la stiamo facendo, perché vogliamo fare questo, eventi, territorio, food, musica, perché il ciclismo è una cosa meravigliosa e non è solo pedalare, lo capiscono gli imprenditori, perché tanti imprenditori in pausa pranzo inforcano la bicicletta e vanno a pedalare? Perché hanno capito che la bicicletta è un qualcosa che va a toccare delle corde che in nessun'altra disciplina tu vai a toccare e tu vai a creare un potenziale incredibile. Benissimo. Traduciamo tutto questo? Traduciamo una carriera? Traduciamo le competenze delle persone che sono qui oggi e le 200 che ci stanno lavorando? Come lo traduciamo? Lo mettiamo assieme, gli diamo la confezione più bella e creiamo questo. E lo facciamo per il territorio, perché nessuno di noi lo sta facendo perché ha un ritorno, anzi, ci stiamo mettendo sia tempo che risorse, ma perché crediamo e vogliamo accendere scintille. E il nostro ruolo è quello di essere traghettatori di passione, il nostro ruolo è quello di far capire alla gente che qui ci sono anche forme di economia etiche, green, che possono dare da lavorare ai nostri figli. Chiaramente va fatta la linea e questa linea si chiama la Via dei Iberici. Quindi obiettivi, lavori, creazione di sinergie, opportunità. Abbiamo qui Ilaria Galtineri e Giacomo Campiello che rispettivamente si occupano degli sponsor e dei social media manager, stanno avendo rapporti con amministratori delegati di società, stanno migliorando il public speaking, stanno cercando le sinergie, stanno mettendo assieme le esigenze delle aziende, stanno facendo capire come le aziende, anche non strettamente legate al ciclismo, possono avere una vetrina etica e green, ma soprattutto di una morale altissima legata a un evento del genere,
che ingloba beneficenza, ciclismo giovanile e scoperta del territorio. Quindi ecco cos'è il ciclismo 2.0, un contenitore che non necessariamente punta sull'agonismo, ma un contenitore che punta su questi valori, divulgazione di valori etici, trasparenza e responsabilità, e lo fa mettendo assieme persone che hanno grandi attributi. E qualcuno ce l'abbiamo qua davanti. Strategia di comunicazione. Quest'anno abbiamo voluto stare proprio a ridosso degli sponsor per far capire, sì, ok, mi dai la sponsorizzazione, ma vieni, capiamo cosa possiamo fare. C'è un clima, c'è un ecosistema, c'è un clima assertivo, empatico, c'è un clima propositivo tra cui le aziende parlano tra di loro e riescono a sviluppare cose che creano posti di lavoro, ma soprattutto fanno fare sport ai ragazzi. Ed ecco perché la Via dei Berici insiste sul Parco della Pace, 65 ettari, che nella mia mente lo vedo come un grande parco ciclabile. In amministrazione non lo sanno ancora, ma sanno che non si libereranno di noi così facilmente. Noi andiamo a creare un solco buono, un solco green, ma intanto ci facciamo podismo, ci facciamo ciclismo, ci facciamo attività per i ragazzini, ci facciamo convivio, ci facciamo festa delle associazioni sportive, per cui se uno dice vabbè a me la bici non interessa niente, tranquilla, c'è qualsiasi attività, perché quest'anno grazie alla collaborazione dell'AICS avremo tutte le attività sportive, per cui deve essere una festa del territorio. È un territorio che da crisalide diventa farfalla e deve uscire da quel baco in cui è contenuto. Bene, basta solo indicare la via. Abbiamo visto anche al Giro d'Italia, è stata fatta per la prima volta sinergia. La Via dei Berici è un continuo. Tanto per stare in termine ciclistico, cambio all'americana, finisce la tappa del Giro d'Italia e lancia il testimone alla Via dei Berici che porta avanti questa missione. E quindi questi sono un po' i numeri di questi 2 anni. Noi l'abbiamo sempre detto, la Via dei Berici è un nome prestigioso che nasce su quella che è stata una cosa, e io lo dico da sempre, irripetibile, fino al 2018, e Andrea Cazzola che qui ne è stato uno degli artefici. La Via dei Berici, per come era conosciuta a Vicenza, è stata un charity event, un evento di beneficenza completamente fino al 2018 ed è finita come una bella favola nel 2018. Benissimo, noi ci abbiamo messo la faccia perché ripartire con un nome del genere nel 2023 ha delle dinamiche e dei costi completamente diversi e questo è il coraggio che sta per essere premiato. Ovviamente la confezione è diversa rispetto alla prima Via dei Berici, ma stiamo vedendo che le persone capiscono e questo per noi è importante. Questi sono un po' di numeri dei primi 2 anni. La cosa più importante per noi, al di là di quello che abbiamo dato in beneficenza, perché più che dare in beneficenza noi facciamo da vetrina per la Fondazione San Bortolo, che va alle donazioni all'ospedale di Vicenza, 31 le province di provenienza degli iscritti, 3.000 le presenze tra village e ristori, presenze che vanno dai 6 anni agli 80 anni. E questo per noi è già un obiettivo. È già così all'interno del nostro direttivo, del nostro gruppo di lavoro. Non è che abbiamo dai 6 agli 80 anni, però abbiamo dai 20 ai 60, 55. Quindi, voglio dire, è già un modello di anche condivisione. La cosa bella è anche questa. Colli Berici sono un patrimonio eccezionale, 45 km di sentieri ripuliti dai volontari che si prendono i sabati e le domeniche, motosega e tagliaerba, e invece di andare in giro a farci gli affari ai centri commerciali vanno a tagliare il bosco e questo è già una cosa che lascia in dote la Via dei Berici. Tanti ci hanno detto che bello che è ripartita la Via dei Berici perché siamo riusciti a rifrequentare dei sentieri che si erano chiusi e anche ci sono un sacco di cose che insomma che vanno avanti. Andiamo brevemente al programma, poi lascio la parola al Deus Ex Machina di tutti i percorsi e di tante altre cose, Andrea Cazzola, e poi ai ragazzi, a Ilaria e Giacomo, insomma, che è giusto che facciano capire perché stanno facendo un lavoro anche loro 24 ore al giorno. Quello che faremo sabato mattina, XC Running, questa nuova disciplina, e nasce appunto per andare a sfruttare tutto il Parco della Pace, che, ripeto, è una strategia per noi per andare a vedere che questo parco diventi ad accezione ciclistica, perché dentro si può fare mountain bike, ciclocross, corsa a piedi, c'è un anello asfaltato di 4 km, per cui noi in sordina intanto mettiamo giù il percorso, poi magari lo lasciamo là. Poi ce lo fanno togliere quest'anno e poi lo rimettiamo, poi ce lo fanno togliere e poi lo rimettiamo e vediamo chi la dura la vince. XC Running, quindi corsa a piedi e mountain bike, percorso di 4 km da ripetere più volte, questa è la novità. Ci sarà la partenza della Gravel Combo, ma ve lo spiegherà poi Andrea,
e VDB Kids, che per noi è la cosa più importante al mondo. Quante volte si dice che il ciclismo degli adulti deve lavorare per il ciclismo dei ragazzini? Benissimo, la Via dei Berici Kids è questa gara di mountain bike che coinciderà anche con le premiazioni del comitato provinciale, che è proprio sta diventando parallelamente alla Via dei Berici un appuntamento importante di fine stagione. Mi è arrivato prima il messaggio del coordinatore che ad oggi ci sono già 165 iscritti con relative famiglie che verranno lì. Parallelamente ci sono le attività dei bambini, che anche chi non va in bici può venire lì a fare i percorsi e fare tutte le attività delle associazioni sportive che saranno là dimostrative, quindi chi vuole venire là è una scintilla che diamo per fare sport. C'è la premiazione Bike to Work, che è un'altra cosa interessantissima fatta dall'assessore Spiller a Vicenza, che premia i dipendenti che sono andati a lavoro in bici tramite questa app. Anche questa è una cosa bellissima. Ci sarà un momento di network tra le aziende che sono i nostri partner, e anche questo per noi è molto importante, che si guardino in faccia e dicano: bene, siamo a bordo di questo progetto, parliamo e creiamo sinergie, e anche in questo Via dei Berici sta facendo un grande lavoro. C'è lo show di Torquato Testa. A noi giovani probabilmente dice poco Torquato Testa, ma per i ragazzi, per chi guarda YouTube, sai che io e te guardiamo la televisione, i giovani guardano YouTube o TikTok. Bene, per Torquato è, oltre che essere uno YouTuber, uno dei più bravi, è anche un grandissimo atleta di freeride, la Red Bull Rampage, tutte queste cose qui, e per questi ragazzini è un idolo, per cui provate a immaginare che energia ci sarà quel giorno dove questi ragazzini faranno la gara. Torquato farà questo spettacolo con le rampe, si chiamano i backflip, che sarebbero salti mortali all'indietro, e poi premierà questi ragazzini. Io penso che questa sia l'apoteosi, insomma, di quello che possiamo dare ai giovani. Ci saranno sempre track food e birra e vino artigianali locali, assolutamente locali, e i ristori saranno una cosa da capogiro, perché la gente dirà: Vicenza è il posto più bello del mondo per mangiare, più bello di Treviso. Alla sera ci sarà la musica e questo andiamo a domenica. Domenica ovviamente alle 8:30 sto scherzando ovviamente, alle 8:30 ci sarà la Via dei Berici Gravel la mattina, questo super percorso, 3 scelte, corto, medio e lungo. E ovviamente, per non snaturare quello che è il principio della Via dei Berici originale, quella fino al 2018, ci sarà un percorso dedicato alla gravel. Questa è abbastanza una novità, perché adesso il trend attuale è gravel a tutti i costi, ma i Colli Berici sono il paradiso della mountain bike, anche se la gravel sta un po' soppiantando questo tipo di bici nel cuore degli appassionati. In realtà i Colli Berici sono anche pieni di single track e percorsi che sono molto adatti alla mountain bike, solo che hanno un sacco di dislivello, ma in nostro aiuto arriva la e-mountain bike, quindi ci sarà un percorso dedicato alla e-mountain bike. Abbiamo tolto la parte agonistica non perché non ci piace e non l'abbiamo messa definitivamente nel cassetto, ma probabilmente in un futuro potremo proporre anche un circuito agonistico completamente all'interno di Parco della Pace con un livello molto alto. Ma per il momento vogliamo che la gente si guardi attorno. Per noi non ha senso che uno arriva e veda dei posti meravigliosi senza vederli. Scusatemi il gioco di parole, se sei in gara tu sei sul cronometro, magari stai passando sotto un patrimonio UNESCO e non te ne accorgi. Non vogliamo che questo accada. Noi vogliamo che la gente pedali, faccia convivio, ma contestualmente si renda conto in che posto meraviglioso sta vivendo, sta pedalando, e questo crea indotto per tutte le realtà che sono a bordo di questa fantastica avventura, e cominciano a essere tante e importanti. Ci saranno lotteria, ci saranno le attività per i bambini e le famiglie, ci sarà insomma un sacco di energia tutta la giornata, quindi al di là dell'attività diciamo che è principale, che è la gravel e la mountain bike, immaginatevi questo contenitore come 1 o 2 giorni dove ogni persona che viene lì troverà un motivo per star bene e far festa. Questo deve essere, secondo noi, il concetto di ciclismo 2.0. Direi che ho finito. Importantissimi, la cosa che più ci nobilita, al di là del contributo economico che per noi è fondamentale, e anche su questo dobbiamo essere trasparenti, una manifestazione fatta in questo tipo ha dei costi vivi elevatissimi, posto che tutti i sottoscritti e tutti quelli che stanno lavorando lo stanno facendo pro bono per il territorio. Non basta lo stesso, perché poi per fare le cose fatte bene ci sono dei costi elevatissimi. Ma al di là
di quello che aiutano questi sponsor a contenere questi costi, o quantomeno a riuscire ad espletare tutte queste che sono i pagamenti di vari fornitori, la cosa bella è l'affectio societatis, vale a dire che tutte queste realtà sono a bordo perché credono nel progetto, perché hanno dei valori etici, perché condividono quelli che sono i valori del progetto. E quindi un grazie particolare va a tutti questi partner, sì, che ci aiutano economicamente, ma che sono a bordo con noi, idealmente anche pedalando in bicicletta, e quindi fanno del bene. Ricordiamo sempre la cosa più importante, i nostri angeli custodi della Fondazione San Bortolo, noi siamo traghettatori di questo messaggio, perché una parte del ricavato dell'iscrizione andrà in beneficenza alla Fondazione San Bortolo, ma il nostro ruolo è quello di essere la vetrina della Fondazione, spingere tutte le persone a donare per questa fondazione che fa delle cose incredibili per l'ospedale di Vicenza, per cui è giusto che pedalare serva a tante cose, è giusto che pedalare serva anche all'ospedale di Vicenza. Bene, io mi taccio, lascio la parola ad Andrea Cazzola, che ha accolto questa pazza, folle avventura. Andrea Cazzola non ne voleva più sapere, perché ha fatto per anni la Via dei Iberici fino al 2018, un po' alla volta l'abbiamo riconvinto, perché quando una persona ha il fuoco dentro basta solo capire qual è il giusto comburente perché questa scintilla riparta, ed è ripartita alla grande perché Andrea, se non ci fosse Andrea Cazzola, non esisterebbe la Via dei Iberici. Lascio la parola a Andrea Cazzola e poi i ragazzi giovani che stanno facendo un lavoro eccezionale, ma ve lo diranno loro. Allora, grazie Angelo, sempre troppo buono. Grazie Angelo, sempre troppo buono. Hai paura che non venga più? A parte questo, vi parlerò adesso dei percorsi, però volevo dirvi che sta succedendo. Quello che sognavamo sta succedendo. Si sta innescando una dinamica virtuosa e di passione che è sia all'interno del nostro gruppo sia all'esterno. Probabilmente stiamo diventando contagiosi, e questo per me e per il direttivo e per tutti noi è veramente un grande vanto, perché si stanno mettendo in gioco le istituzioni come la Regione Veneto, si stanno mettendo in gioco i nostri amici, si stanno mettendo in gioco chi si iscrive, perché siamo già anche quest'anno a un grandissimo numero di iscritti. Vi svelo che quest'anno sono ben 40 le province da cui provengono gli iscritti, e tutto questo è magico e a noi dà la forza di andare avanti e continua a darci quel comburente di cui parlava Angelo per continuare a proporre novità e a rinnovare la Via dei Iberici. Quindi però parliamo dei percorsi. Quest'anno c'è una novità, perché abbiamo parlato prima di vicentinità, il vicentino non è solo Colli Iberici, che amiamo e adoriamo, però il sabato abbiamo proposto anche una gita, permettetemi di definirla così, sul Novegno. È un esperimento impegnativo, perché il percorso sarà comunque impegnativo, non adatto a tutti, perché sono 120 km per quasi 2000 metri di dislivello, però volevamo dar lustro anche alla parte nord di Vicenza, che se lo merita. E quindi sabato ci sarà questo evento che chiameremo Ultra, nel senso che oltre a essere un percorso più impegnativo è un'ulteriore proposta che garantiamo agli iscritti. Poi chi non sarà stanco potrà, oltre a fare questo, combinare con delle combo l'attività della domenica. Alla domenica abbiamo i soliti percorsi, cioè soliti ma rinnovati, il breve, il medio e il lungo, rispettivamente di 70 km, ma veramente adatti a tutti. Tra l'altro, dicevamo prima della Treviso-Stiglia, la percorreremo per gran parte, ma non ci sarà grande dislivello, quindi veramente io lo consiglio a tutti, perché tecnicamente e dal punto di vista dello sforzo fisico è adatto a tutti. Tra l'altro allietato da dei ristori quest'anno straordinari, quindi invito veramente tutti a partecipare. Poi ci sarà il medio per chi vuole confrontarsi con qualcosa di più impegnativo, ma sempre non esagerato.
circa 100 km con 1000 metri di dislivello, ed infine il percorso più importante, più impegnativo, che è quello di 150 km per quasi 2000 metri di dislivello, che percorrerà praticamente in tutta la sua bellezza e vastità i Colli Iberici. Ovviamente non è per tutti, però veramente è per tutti i gusti. In più, grande novità di quest'anno, ci sarà un percorso di 60 km dedicato esclusivamente alla mountain bike e alla mountain bike, perché ha dei tratti tecnici non adatti alla gravel. Quindi direi che il menù è più che abbondante e basta solo aderire. Ringrazio sia Angelo Fullan che Andrea Cazzola per averci illustrato veramente questa fantastica manifestazione e anche le attività. È anche molto bello il segnale che si vuol dare andando verso nord di Vicenza, perché effettivamente, avendo come fulcro Vicenza, l'iniziativa nel futuro insomma può veramente svilupparsi poi su tutto il territorio. Io chiamerei qui adesso a portare il suo saluto e la sua riflessione Iralia Galtineri, partner e sponsor manager, e la inviterei qui di fianco a me a raccontarci come vede questa esperienza. Grazie Marco, e buongiorno a tutti. Coloro che mi hanno anticipata hanno già detto gran parte, non sono brava come loro ma farò del mio meglio. Vi vorrevo raccontare brevemente il lavoro che è stato fatto da un anno a questa parte. Prima abbiamo visto una schermata con tutti gli sponsor, tutti i loghi dei nostri partner e sponsor. Per voi forse sono dei loghi, alcuni già visti, alcuni nuovi. Per me sono un anno di rapporti, un anno di mail, un anno di call, un anno di confronti e di metodi che abbiamo voluto attuare e trovare insieme. La Via dei Iberici non vuole essere solo un evento che dura 2 giorni. La Via dei Iberici vuole essere un evento che crea dei rapporti, delle sinergie, come prima diceva bene Angelo, tra partner che iniziano dalla Via dei Iberici ma che continuano. Ne abbiamo già avuto esempio, non li cito, ma alcuni di questi collaborano già, si sono conosciuti tramite la Via dei Iberici e hanno già creato dei rapporti lavorativi e collaborano appunto già tra di loro queste aziende. Come ben anticipava Angelo prima, abbiamo già programmato un momento istituzionale conviviale per sabato 4. Oggi arriverà l'invito a tutti i nostri partner. Perciò per noi non è solo lo sponsorizzare, il promuovere e sostenere un evento sportivo, che comunque è gran cosa per noi, ma è proprio cercare di dar valore al supporto che ci viene dato e cercare e far sì che tutte le aziende che ci sostengano siano soddisfatte di questo sostegno, non solo per questi 2 giorni, ma per tutti i rapporti che possono nascere con le aziende. Questo è il lavoro che stiamo facendo, io lo faccio con estremo piacere, ma sicuramente anche grazie al mio collega Giacomo, al quale adesso lascio la parola. Sappiamo che poi il palcoscenico e la copertina di tutto il lavoro che sta dietro al giorno d'oggi lo vediamo tramite i social, no? Che ci piacciono è così, e perciò senza Giacomo io farei gran poco. Lascio, se posso, Marco, il microfono a lui. Grazie. Sì, lasciamo la parola a Giacomo Campiello, che è Social Media Manager. Buongiorno a tutti. Niente, loro hanno parlato più della parte istituzionale, io vorrei metterne una più emozionale. È da quando sono piccolo che prima accompagnavo mio papà alle gare di fine stagione così, e poi come partecipante è da moltissimi anni, ho 24 anni, ma è da moltissimo tempo che vivo la Via dei Iberici, che la sento come evento mio, perché come qualsiasi vicentino è la grande festa di fine stagione, quella che si aspetta con ansia. È sempre stato un evento in teoria non agonistico, ma per qualche anno c'è stato il cronometro, per molti anni, però era considerato più quasi un mondiale, no? Di fine stagione. È stato molto bello, molto sentita tra tutti i partecipanti. Come anticipato da Angelo, si
attraversano luoghi veramente magnifici, si vedono cose fantastiche, quindi è bene che ogni partecipante veda e capisca l'importanza di questi territori. Non ho molto da aggiungere, mi hanno preceduto in tutto. Quello che volevo ringraziare Ilaria, perché tutti i loghi che avete visto degli sponsor di prima sono semplicemente dei loghi su questo schermo, ma in realtà ci sono tante attività, tante aziende, tante realtà veramente magnifiche dove si lavora con sinergia, dove si trasmette passione, dove ogni lavoratore è anche contento di lavorare per l'azienda stessa. Questo secondo me è fondamentale e noi non dobbiamo solo far vedere questi loghi, ma dobbiamo far capire l'importanza che ogni azienda ha per il territorio. Quindi sono molto contento. Concludo dicendo che lavorare con un gruppo così è veramente emozionante, sono veramente felice perché adesso abbiamo parlato noi 4, ma ci sono altre moltissime persone, decine di persone che lavorano in silenzio, che non ci mettono la faccia, ma senza le quali non sarebbe possibile questo evento. Grazie. Avete sentito l'energia di tutti e 4 gli interventi, ma anche gli ultimi 2 di Ilaria e Giacomo che esprimono la parte più giovane, ahimè per noi che siamo più vecchi del gruppo. Io veramente concludo rapidamente, ma vorrei ancora ringraziarvi per quanto state facendo. Si discute da tempo anche della mobilità sostenibile europea, c'è stata una risoluzione che al 2030 prevede un impegno maggiore degli Stati membri. Credo che attività come queste, dove si fa parlare il territorio, parlano le aziende e le istituzioni, vuol dire far parlare territorio, mobilità sostenibile, aziende che si occupano del settore sportivo, aziende che si occupano magari del trasporto, dell'automotive e quant'altro, sono tutte aziende, credo, che sono accomunate dal fatto di perseguire una sostenibilità futura, e quindi questo evento sicuramente aggancia anche tutte queste tematiche. Il Parco della Pace, inoltre, in questi giorni è oggetto di particolare attenzione perché sarà inaugurato a breve nella città di Vicenza, e questo evento sono convinto che anche l'anno scorso, che ha utilizzato proprio queste aree del parco, ha dato anche un incentivo e una voglia di inaugurare effettivamente questo parco, di utilizzarlo e di sfruttarlo al meglio. Per cui tanti auguri per la Via di Berici 2025, ma soprattutto tanti auguri per il futuro, perché l'anno prossimo sicuramente voi, insomma, vi aspettiamo qui. Grazie.